questo mese di novembre 2013 è nata l'associazione genitori Istituto Barbarigo. Il Barbarigo ha aderito per tanti anni alla GESC Associazione Genitori Scuole Cattoliche, per circa 30 anni ha aderito. E negli ultimi tempi però si è vista la necessità di lavorare autonomamente dall'AGESC. L'associazione, la nostra volontà è quella di coinvolgere maggiormente i genitori e dedicare gli sforzi, anche avendo dei vantaggi finanziari, a questa iniziativa che abbiamo intrapreso, coinvolgere maggiormente i genitori nell'attività del Barbarigo, sia con la formazione dei ragazzi, contribuire assieme alla scuola alla crescita dei nostri ragazzi, però conoscendo e partecipando all'attività della scuola in prima persona. Le attività che dobbiamo sviluppare sono sia dal punto di vista culturale, di formazione dei genitori e di formazione anche dei ragazzi. Abbiamo in cantiere delle visite presso la Basilica del Santo, presso il Museo Diocesano e poi delle riunioni serali con l'intervento di alcuni professionisti in materia. Serate con il professor Avanzaio sul tema della paternità, cioè paternità vista partendo da Dio nostro Padre al ruolo di paternità dei genitori. Ecco, questi incontri verranno fatti tra febbraio e marzo. Penso sia fondamentale il confronto, perché il mondo attorno a noi sta cambiando, ma sta cambiando anche il mondo attorno ai nostri figli. Una volta si aveva un maggiore controllo dei nostri ragazzi perché frequentavano magari altri amici di altre famiglie conoscenti. Oggi i nostri ragazzi subiscono degli impulsi che arrivano da diverse direzioni, quindi il confrontarsi con altri genitori dà la possibilità di capire anche determinati atteggiamenti, determinate risposte. Penso che sia anche importante che faccia parte di questa nuova associazione anche il rettore, perché si lavorerà proprio insieme anche alla scuola, cosa che fino adesso invece era avvenuto in modo un po' diverso, in modo un po' più autonomo e completamente non faceva parte prima il rettore del comitato AGESC, che questo sarà importante, anche la presenza. E poi credo che un altro degli obiettivi sia quello anche di essere un supporto, anche un aiuto in caso di situazioni particolari che si venissero a creare per qualche famiglia o per qualche ragazzo, e quindi può essere di supporto materiale o anche proprio psicologico e di collaborazione tra ragazzi e tra genitori per qualunque problematica si possa creare all'interno della scuola.